Ciao ragazzi, oggi siamo vicino a Forni a Voltri perché sto salendo al lago di Bordaglia e ci sono stato già 2 volte, non è la prima volta che vengo, però questa volta sono venuto con l'intenzione di girarci un video perché l'autunno è veramente la stagione in cui merita di più. Questa è una zona piena di larici e faggi e quindi d'autunno si riempie di colori spettacolari. Anche se la giornata non è delle migliori, questo ottobre è stato caratterizzato da tantissime giornate belle, oggi non è proprio limpidissimo il cielo, però sono sicuro che lo spettacolo sarà veramente mozzafiato lo stesso. Quindi ora zaino in spalla e continuiamo a salire. Ragazzi, ci sono dei colori incredibili. Ho appena superato Casera Bordaglia di sotto, quindi significa che il lago si avvicina e non dovrebbe mancare moltissimo, credo una quarantina di minuti e dovremmo essere su. Laggiù in fondo c'è il paese e la vallata da cui siamo partiti noi è questa qua. Sono arrivato alla fontana, adesso proseguiremo da quella parte e andremo alla Casera Bordaglia di sopra. Dopo però voglio tornare qui dalla fontana e prendere un sentiero
che parte appunto da questa zona e dopo, continuando di qua, potremo arrivare a un punto panoramico che non ho mai visto e sicuramente ci fornirà una prospettiva un po' diversa dalla solita per provare a fotografare il lago. Ok, siamo alla casera Bordaglia di sopra. Adesso mangio qualcosa e dopo inizierò a esplorare un po' la zona per vedere se c'è qualche punto panoramico da cui si possono fare delle foto interessanti. E dopodiché credo che andrò in quella direzione, sopra quella forcella che si vede laggiù, perché so che c'è un altro lago là sopra, un laghetto più piccolo, e poi comunque la visuale deve essere super da lì. Bene ragazzi, il panino l'ho mangiato e a stomaco pieno si cammina sicuramente meglio. E ora direzione Passo Giramondo e poi da lì vediamo cosa fare. Siamo quasi in cima al passo, ma prima volevo fermarmi un attimo qua per farvi vedere la visuale da questo punto. È spettacolare anche con questa giornata non troppo limpida e la visuale è veramente bellissima. Allora, il passo Giramondo è da questa parte, lì, noi siamo arrivati da lì, che c'è il lago, però mi sono sbagliato riguardo al laghetto Pera, perché non è qua, ma è dall'altra parte. In pratica io qui sono andato da questa parte, e invece avrei dovuto girare di qua, e il lago appunto è qua sopra. Quindi adesso ne approfitterei comunque per far volare un po' il drone da qua, perché credo che sia una buona posizione per vedere tutto l'orizzonte e dopo torno giù, vado a vedere il lago e dopo inizio a scendere. Ragazzi, per oggi il video finisce qui, grazie di essere stati con me in questa piccola avventura. E oggi niente timelapse purtroppo perché il meteo era quello che era, però sono sicuro che non mancheranno altre occasioni per farne degli altri, perché ho un sacco di posti che voglio andare a esplorare, quindi arriveranno tantissimi nuovi video. E niente, ci vediamo alla prossima, ciao!